Un patto per il territorio che vuole diventare una cabina di regia strategica per la ripresa economica nel veneziano. La nascita del tavolo dell'artigianato e della piccola impresa per lo sviluppo economico e sociale nella città metropolitana di Venezia rappresenta un'alleanza per certi versi storica in provincia tra associazioni datoriali e sindacali. Da un lato la Confartigianato e la Confederazione Nazionale Artigianato e Piccole e Medie Imprese della città metropolitana, dall'altro gli omologhi delle CGIL Cisle-Will metropolitane. Con questo accordo noi vorremmo sensibilizzare i governanti, in questo caso il sindaco Brugnaro, ma quando non ci sarà lui altri, per facilitare l'ingresso delle piccole e medie imprese agli appalti che nella nostra città di Venezia e in tutto il Veneto in particolare fioriscono, ma oggi sono ostaggio delle grandi imprese, perché hanno una via preferenziale. Nonostante rappresentino ancora una parte fondamentale del tessuto economico, l'artigianato e la piccola impresa continuano a soffrire di una lenta erosione. Le difficoltà di mercato e le difficoltà sia nel passaggio generazionale che nel reperimento delle professionalità necessarie alle aziende rappresentano solo alcuni degli ostacoli sulla difficile via della ripresa. L'Alleanza Sancità a Mestre guarda alla politica di livello metropolitano come primo naturale interlocutore. Il percorso da fare è un rilancio dell'economia territoriale, fare in modo che le nostre imprese possano essere accompagnate anche all'estero, anche se sono piccole. Bisogna riportare a un tavolo perché il mondo del lavoro cominci un po' alla volta a proporre quali sono le alternative per venire fuori da una crisi che non deve essere soltanto dei grandi temi bancari, sia quelli che sono il credito, quantomeno il confronto politico, ma che parte dal basso, perché noi tutti i giorni apriamo e chiudiamo le saracinesche.